Le bandiere di Coldiretti sventolate al Palageox hanno salutato la fine del primo confronto tra i candidati alla presidenza della regione. Dovevano esserci tutti, mancavano alla fine Fabio Bui ancora in bilico e Riccardo Sciumschi a Verona in tribunale per il simbolo. Ai 2000 agricoltori riuniti, 3 candidati hanno parlato di energia, di fondi, di consorzio di bonifica. Del presidente di Coldiretti Veneto la richiesta di un assessore e di un presidente di commissione agricoltura forti, in discontinuità con il passato. Hanno avuto una visione alle volte forse limitata per quanto riguarda il panorama della nostra agricoltura. È un'agricoltura molto variegata che si spande su 7 province, che va dalla pesca alla zootecnia passando per la coltivazione vegetale, e motivo per il quale è anche oggettivamente impegnativo seguire contestualmente tutti questi settori. Ma c'è bisogno che queste figure vengano sui territori, vengano nelle aziende, si facciano accompagnare dall'organizzazione come Coldiretti per capire con mano qual è la realtà che i nostri agricoltori vivono e attraversano. Alla richiesta i candidati hanno risposto. Ci sono sicuramente delle cose che devono essere migliorate sia nella quantità che nella qualità, e sicuramente sarà uno dei nostri impegni, quello uno di mantenere atto al tema della partecipazione, quindi che vengano coinvolti i corpi intermedi nella coprogrammazione, nella coprogettazione, e poi di stringere un'alleanza, perché l'agricoltura non solo è l'identità e la radice del nostro territorio, ma rappresenta un futuro molto importante per lo sviluppo economico. Un assessore che si occupi esclusivamente di agricoltura, quindi sganciandolo da altre deleghe, un assessore che prenda in considerazione un piano regionale per l'agricoltura, sviluppando le opportunità del piano di sviluppo rurale, sviluppando le potenzialità del nostro territorio, che è un territorio che ha voglia di innovare. L'agricoltura non è un settore legato al passato come qualcuno crede, è un settore che guarda con coraggio al futuro, e noi abbiamo bisogno di veneti che guardino con coraggio al futuro. Così Alberto Stefani nel giorno dell'annuncio che sarà la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a chiudere la sua campagna elettorale a Mestre in piazza Ferretto con i big del centrodestra Matteo Salvini e Antonio Tajani. Di tenore diverso l'intervento di Marco Rizzo, che per la prima volta parlava alle 60.000 aziende agricole venete. In tanti vogliono mettere il piede nel piatto, in primo luogo le grandi multinazionali del cibo, le grandi banche, la finanza, che pensano di arrivare in Italia, nel Veneto, e di prendere i migliori prodotti della terra e di lucrare sopra. Noi dobbiamo difendere la terra, difendere l'autonomia del Veneto, la sovranità del nostro paese, perché senza sovranità non c'è autonomia, e lo dobbiamo fare sapendo che ci sono dei nemici. L'Unione Europea è un nemico dell'agricoltura del Veneto.